La Banca Centrale Europea ha rafforzato il programma di acquisto per l'emergenza pandemica con altri 600 miliardi di euro. La decisione del Consiglio direttivo è andata oltre le previsioni degli analisti che ipotizzavano un aumento di 500 miliardi. Il totale del piano sale quindi a 1.350 miliardi. La Presidente Christine Lagarde ha spiegato che gli acquisti continueranno a essere condotti in modo flessibile nel tempo, con l'obiettivo di sostenere l'economia reale e almeno fino a giugno 2021. Crollano le vendite al dettaglio ad aprile 2020. Secondo i dati Istat, il calo su base mensile è stato del 10,5% in valore e dell'11,4% in volume. A determinare la forte flessione sono le vendite dei beni non alimentari. Nel trimestre febbraio-aprile 2020 le vendite al dettaglio registrano un calo del 15,8% in valore e del 16,6% in volume rispetto al trimestre precedente. Su base annua, ad aprile si è registrata una diminuzione delle vendite del 26,3% in valore e del 28,1% in volume. Per le vendite dei beni non alimentari la flessione è stata del 52,2%. Dall'inizio del 2020 alla fine di aprile in Italia c'è stato un calo dell'87,1% delle prenotazioni turistiche rispetto al primo quadrimestre del 2019. Lo rende noto l'Enit, spiegando come si tratti di un record negativo. In Francia il calo è stato dell'86,5%, in Spagna dell'84,5%, l'Italia che riparte e punta al recupero dei 65 miliardi di euro previsti in perdita dagli scenari attuali. La ripresa maggiore è attesa per il mercato interno. Nei primi 4 mesi dell'anno il volume complessivo degli arrivi aeroportuali in Italia è diminuito del 64,5% rispetto al primo quadrimestre 2019. Sono 523.000 per un importo di 24,5 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo al 4 giugno 2020. Lo rendono noto il Ministero dello Sviluppo Economico e Medio Credito Centrale. Di queste domande 520.431 sono quelle legate al decreto Cura Italia e liquidità per un importo di 24,2 miliardi. In particolare 476.000 operazioni sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro per un importo finanziario di 9,7 miliardi.